Grazie a Giuliano e complimenti per l'organizzazione, per questo evento che è molto originale anche perché abbiamo degli ospiti che vengono a imparare delle cose nuove nel mondo degli adulti, quindi ringrazio i relatori che vengono anche da molto lontano, a livello nazionale, questo evento. Ringrazio sicuramente tutta quanta la segreteria scientifica, ringrazio anche i professori e studenti del liceo Majorana che sono collegati con noi con il liceo Curvatura Biomedica, che visto la tipologia dell'evento oggi hanno voluto partecipare. E naturalmente oggi non è che si parla di fantascienza, si parla anzi di un'applicazione di quella che è l'evoluzione della potenza di calcolo per quanto riguarda i processori, applicata a situazioni che da una parte per i professionisti danno una grande possibilità di avere nuovi dati in meno tempo, di fare analisi di metadati in maniera molto più veloce e completa. Chiaramente non sono sostitutive di quello che è la caratteristica empatica dell'uomo nei rapporti fra persone, però chiaramente stimola molto quello che è la fantasia collettiva. In realtà vedremo, soprattutto sulla prima sessione, che ci sono delle applicazioni medico-legali non trascurabili su quella che è la potenza a disposizione in luoghi distanti, visibili, invisibili. Sapete che l'intelligenza artificiale in realtà la potenza di calcolo del computer è una storia molto più lunga e viene impiegata principalmente di base per livelli bellici. Pensate un po'. C'è confusione sul concetto stesso di cosa si intenda per intelligenza artificiale, che molto spesso non è chiaro. È un qualcosa che ormai è arrivata tipo una valanga nella nostra professione, in altri campi, ma noi ci rivolgiamo soprattutto all'ambito sanitario, e l'impressione è che sia stata accolta con molto favore, ma con poca conoscenza, poca capacità di capire esattamente, come abbiamo appena sentito, quali sono effettivamente gli aiuti che ci può dare, ma i rischi che questo comporta, perché ci sono dei rischi e spesso questi sono sottovalutati o inascoltati o non conosciuti. E non è una questione, come qualche convegno ho sentito dire, di preoccuparci se saremo più o meno sostituiti da una qualsiasi forma di intelligenza artificiale. Io credo che in questa professione sia molto difficile che ciò avvenga, però vi dico sono preoccupato per alcune cose che ho visto e ho sentito in giro da colleghi, pubblicità, non so se qualcuno ha visto, dove praticamente qualcuno pensa di noi, sbagliando, che saremo sollevati, aiutati, in qualche maniera resi infallibili da qualsiasi strumento che noi oggi imputiamo, a cui imputiamo il nome intelligenza artificiale. Ecco, io non credo che sia esattamente così, credo che tutto l'aiuto che possa venire vada sfruttato, però che per sfruttarlo bene lo dobbiamo conoscere e che niente è infallibile e che se qualche volta qualcosa possa o potrebbe andare male, non possiamo chiamarci fuori dicendo ma io ho preso il macchinario e mi hanno detto che faceva così, io ho preso questo programma e mi hanno detto che faceva così, perché, ripeto, ci sono pubblicità in giro, penso che più di qualcuno voi l'ha vista, dove il collega dice vieni da me, perché per esempio ho calibrato tutto il mio strumentario con l'intelligenza artificiale, quindi non sbaglierò. Oppure ho un programma di intelligenza artificiale che farà un percorso su misura, ad persona, terapeutico, diagnostico, e quindi vieni da me. E c'è una pubblicità che è veramente scandalosa, secondo me, che citavo ieri sera incontrando gli amici, dove il medico legge il giornale dietro il paziente sul lettino. Ecco, quindi credo che sia il tempo, ho visto altri convegni, bellissimo tutto, approfondiamo tutto, però oggi probabilmente vedrete anche che ci sono queste, come abbiamo detto, prospettive, opportunità, ma forse c'è anche qualche rischio di cui dobbiamo iniziare a parlare. Allora, buongiorno. Se voi sentite me, va bene così, io proverò a sentir voi dopo. Intanto grazie per questo invito, mi scuso se partecipo solo ed esclusivamente da remoto, il piacere della presenza fisica è rinviato ad una prossima occasione. Sono particolarmente felice, non è una affermazione di circostanza, di partecipare a questo incontro, come sono felice di partecipare a tutti gli incontri
Devo confessare, senza voler far torto ai miei colleghi ed ex colleghi avvocati e giuristi, sono molto più felice quando partecipo ad incontri organizzati da altre branche professionali, perché credo che veramente qui la scommessa sia una scommessa rappresentata. Però io sento in cuffia costantemente parole di regia, non riesco a... Non so se voi sentite me, ma io sento soltanto una regia nella cuffia. Comunque, se voi mi sentite, io non ho nessun ritorno. Se voi mi sentite, quello che stavo provando a dire appunto è che il carattere interdisciplinare di questi incontri credo che sia davvero quello che fa la differenza. Io credo che abbiamo tutti quanti, per quanto talvolta sia difficile, per quanto i giuristi facciano meno fatica a parlare con altri giuristi, i medici con altri medici, i ricercatori con altri ricercatori, gli esperti di tecnologia con gli esperti di tecnologia. Ecco, io credo che oggettivamente il dialogo interdisciplinare qui sia assolutamente essenziale, sia ciò che può fare la differenza nel rendere sostenibile e anzi prezioso l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società tutta e sul pianeta salute in maniera particolare o viceversa fare di questo impatto un problema enorme, difficile da gestire. Abbiamo tutti la stessa missione, o almeno questa è la mia visione, e la missione che abbiamo, la più importante di tutte, è garantire alle persone, garantire ai cittadini e garantire ai pazienti, nel caso del pianeta salute, il diritto a non dover scegliere, tra il diritto alla salute, tra il diritto alla privacy, tra il diritto all'innovazione, il diritto a poter cogliere alla stessa identica maniera le opportunità offerte dalla tecnologia, che diventa strumento di maggior efficienza nella cura dei pazienti, nella ricerca strumentale a questa cura. E questa è, secondo me, una sfida assolutamente accessibile, è una sfida possibile, è una sfida che si può vincere. Fatemi ricordare subito che nella cornice europea e anche sotto l'ombrello della nostra Carta Costituzionale i diritti tiranni non esistono. Non è un diritto tiranno la privacy, non è un diritto tiranno il diritto alla salute, non è un diritto tiranno quello a fare business o fare innovazione. Nessun diritto può fagocitare altri diritti, nessun diritto può opporsi alla piena realizzazione di altri diritti. L'errore più grande che si può commettere nell'avvicinarsi a questo tipo di confronti, a questo tipo di discussioni, quando si ragiona dell'impatto che l'intelligenza artificiale ha, e non dirò avrà, perché è un fenomeno del presente, non del futuro, sulla società, è quello di proporre a chi ci ascolta, di proporre nelle nostre discussioni, di ipotizzare l'esistenza di un antagonismo tra diritti. Se vuoi star bene, devi rinunciare a un po' della tua privacy. Ecco, è un'affermazione tanto sciocca quanto ripetuta, soprattutto nei giorni drammatici della pandemia. Se vuoi che l'innovazione proceda, devi rinunciare a un po' della tua privacy. Ecco, non è mai vero. In realtà la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al suo articolo 52, identifica in maniera plastica l'algoritmo, per usare un'espressione che oggi credo sarà utilizzata con una certa frequenza, identifica l'algoritmo di bilanciamento e dice: ogni diritto può essere compresso nella misura minima necessaria a garantire l'esercizio dell'altro diritto. Quindi il diritto alla privacy deve farsi più piccolo. Quando farsi più piccolo serve a consentire al diritto alla salute di essere esercitato e esercitabile da tutti. Il diritto alla salute deve fare un passettino indietro quando
serve a garantire il diritto alla privacy di tutti. L'uno e l'altro diritto devono accettare l'idea di una compressione, mai di una cancellazione, mai di essere travolti. Quando farlo serve a garantire all'innovazione la possibilità di fare un passo avanti. Da questo punto di vista, il famoso, famigerato per taluno GDPR, la disciplina europea sulla protezione dei dati personali, soprattutto al crocevia tra privacy e salute, io credo dica già al suo, considerando 4 tutto quello che c'è da dire, quando dice che il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, il diritto alla salute evidentemente, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, quella che evocavo prima, dalla Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea, sanciti nei trattati. E forse vale anche la pena di ricordare il titolo, semplicemente il titolo del GDPR, ma per esteso, il titolo della disciplina europea sulla protezione dei dati personali per esteso. Quel titolo dice regolamento generale sulla protezione dei dati personali nonché sulla loro libera circolazione. Ecco, la libera circolazione dei dati all'interno dei confini europei e a ricorrere di certe condizioni anche al di fuori dei confini europei rappresenta il fine. Dettare regole uniformi di protezione dei dati personali rappresenta il mezzo per raggiungere questo fine. Quindi qui diciamo il primo messaggio che mi piace condividere con voi è: non esiste nessun antagonismo tra i diritti dei quali le diverse componenti oggi presenti in sala, che si ritrovano attorno al titolo di questo evento, sono portatori e rappresentanti. Non c'è antagonismo tra diritto alla salute, diritto alla privacy e diritto all'innovazione. C'è il dovere preciso da parte di tutti quanti noi, ciascuno evidentemente nel proprio ruolo, di garantire alle persone, cittadini, non cittadini, di garantire alle persone il diritto di non dover scegliere tra questi diritti. C'è poi un'altra questione e mi avvio naturalmente al silenzio per consentirvi di iniziare poi i lavori di questa bellissima mattinata. C'è poi un'altra considerazione alla quale tengo in maniera particolare. Il GDPR, la disciplina europea della materia, ma questo vale evidentemente anche per le regole che si stanno scrivendo oggi in relazione alle cose dell'intelligenza artificiale, io credo dobbiamo abituarci sempre di più a non considerarle come monoliti immodificabili nel tempo. Sta cambiando sostanzialmente tutto e sta cambiando ad una velocità alla quale non eravamo assolutamente abituati. Dobbiamo considerare e dobbiamo diventare qui in particolare da giuristi, in particolare da decisori pubblici, sempre più bravi a identificare metodi che ci consentano di tenere le regole al passo con le esigenze della società. Butto sul tavolo, ma con la serenità che chi verrà dopo di me sarà in condizione di riprendere, se lo riterrà, alcuni di questi spunti e approfondire alcune di queste questioni, soltanto alcune delle ragioni che mi inducono a suggerire di non guardare né alla disciplina sulla privacy né a quella in arrivo sull'intelligenza artificiale come binari d'acciaio lungo i quali o il futuro correrà o il futuro non ci sarà. Ecco, se io penso al modello dei big data, degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale, sono tutti modelli che hanno in comune una caratteristica: sono modelli abbondanti, sono modelli che per funzionare bene hanno bisogno di raccogliere, di poter contare su quantità di dati anche personali crescenti. Questa naturalmente, come dire, è una sfida impegnativa per una disciplina, quella attuale, in particolare quella sulla protezione dei dati, che ha tra i suoi principi fondamentali quello della minimizzazione
quello di una raccolta dei dati direttamente proporzionata alla finalità che si persegue. Ma in realtà non è l'unica sfida, perché nella dimensione dei big data, nella dimensione dell'intelligenza artificiale, stiamo assistendo a passo veloce ad una progressiva erosione della distanza che c'è tra il dato personale e il dato particolare, quello di carattere sanitario, dal primo dato, dal dato personale comune, dal dato personale generico. È sempre più frequente, è sempre più semplice poter desumere un dato di carattere particolare, un dato di carattere sanitario. E la stessa linea di confine tra il dato personale e il dato non personale è una linea di confine sempre più labile, è una linea di confine sempre più in rapida erosione. Ecco, io credo che anche qui dobbiamo essere bravi in maniera interdisciplinare a dialogare, a scambiarci delle sensazioni, delle esigenze, su necessità anche di modifica delle regole vigenti, e persino di quelle che si stanno scrivendo e che sono giocoforza destinate ad essere superate dalla velocità con la quale il progresso ci offre giorno dopo giorno ci propone giorno dopo giorno delle sfide assolutamente nuove. Ecco, io nel andare verso la conclusione, anzi nell'andare, perché forse ho già abusato della vostra pazienza, passo davvero veloce verso la conclusione, provo a lasciare sul tavolo un'ultima questione, un'ultima riflessione. In questo caso in realtà è una preoccupazione. Io credo che tutti quanti insieme si debba scongiurare un rischio che si sta trasformando in realtà. Il rischio del quale parlo è che il dottor OpenAI o il dottor Google o il dottor Amazon o il dottor Meta, scegliete voi il nome del professionista digitale in questione, o meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale usciti da quelle fabbriche private di algoritmi, senza aver mai fatto il giuramento di Ippocrate, prendano il posto di migliaia di professionisti che quel giuramento lo hanno fatto e che hanno mille e una ragione diverse da quella squisitamente economica e squisitamente commerciale per voler stare dalla parte dei pazienti, dalla parte della salute, dalla parte della ricerca medica. Ecco, fuori di metafora, ciò che mi preme teniate presente nell'avvio di questa mattinata di lavori, è che io credo che noi si debba riuscire a tracciare una linea di confine tra i trattamenti di dati personali, strumentali all'esercizio del diritto alla salute anche nella forma digitale. In ambito clinico poco conta pubblico o privato, ma in ambito clinico trattamenti analoghi in ambito extra clinico, cioè nell'ambito del mercato, cioè dove è la regola del profitto quella che detta il passo. Ecco, qui io credo che sia un interesse comune riuscire a tracciare nella maniera più netta possibile questa linea di confine, immaginare se sono necessarie deroghe anche importanti al regime ordinario di protezione dei dati personali, per quel che mi riguarda più da vicino, quando si guarda all'ambito clinico, ma non derogare in nulla quando viceversa dall'ambito clinico si scivola in quello extraclinico e quello del mercato, perché non possiamo dimenticarci che le finalità che guidano gli uni e gli altri, ancorché tutte legittime, siano finalità diversamente rilevanti per la sostenibilità della vita nella società di oggi e in quella di domani, nella quale inesorabilmente convivremo con algoritmi che saranno usciti in massima parte da laboratori di ricerca privati nel nome essenzialmente del profitto. Ecco, questo io credo che sia una questione sulla quale dovremo continuare a dialogare, perché il rischio naturalmente è che per paura che alcune cose accadano di là
negli ambiti di mercato noi si diventi troppo rigorosi di qua, negli ambiti della clinica, quella immediatamente finalizzata alla cura, e quella della ricerca finalizzata alla cura successiva. Ecco, io mi taccio qui, vi ringrazio davvero per l'attenzione e vi auguro un buon lavoro, ricordandovi naturalmente che l'autorità è tutta e sempre aperta al dialogo con tutte le componenti della società, ma naturalmente in maniera particolare con chi come i medici affronta quotidianamente una sfida impegnativa almeno quanto quella di chi è chiamato, difendendo la privacy, a difendere la dignità delle persone. Buongiorno a tutti, cercherò di essere breve per dare il via a questa bellissima giornata. Ci tengo a ringraziare l'Ordine dei Medici di Venezia che mi ha invitato a questo evento e vi porto appunto i saluti del mio direttore, la dottoressa Russo. Questa tematica appunto così fondamentale, così nuova, così importante all'interno della regione del Veneto, parlando soprattutto di prevenzione, è una tematica che noi abbiamo iniziato ad affrontare già da qualche anno, perché se noi pensiamo nello screening, per esempio, della mammella, in cui c'è sempre un doppio controllo che va fatto da parte di 2 radiologi, in questo momento all'interno di un'azienda sanitaria in particolare vi è il supporto dell'intelligenza artificiale, andando così ad aumentare la performance di questo servizio. A me sembra questo un ottimo esempio in cui l'intelligenza artificiale deve e viene utilizzata a supporto di quella che è l'attività del medico, di quella che è l'attività del clinico e di quella che è l'attività, come diceva prima il dottor Scorza, di chi ha fatto appunto il giuramento di Ippocrate. Sicuramente adesso, nel rispetto delle linee guida europee, è uno strumento a supporto, forse un giorno sostituirà magari una delle 2 letture, però comunque l'attività medica deve rimanere una guida all'interno di quella che è la decisione, la diagnosi e la terapia dei pazienti. A maggior ragione in questi casi ci troviamo ad affrontare delle sfide nuove rispetto a chi è venuto prima di noi, rispetto ai predecessori, rispetto agli anni scorsi. Sicuramente è una tematica di cui si sta parlando ampiamente, però è ancora sicuramente una tematica che si trova agli albori del suo sviluppo. Per quanto riguarda le sfide, mi viene in mente ad esempio GLASS, che è un programma che attualmente è uscito in America, che è anche utilizzabile da noi, in cui si possono inserire i sintomi di un paziente e questo restituisce una probabile diagnosi e una possibile terapia. Sì, può essere ovviamente uno strumento a supporto dei clinici per andare a discriminare quella che può essere una patologia o un'altra, può andare a dare delle idee. Sfida molto complicata invece potrebbe essere quella del clinico invece di gestire un paziente che arriva già in mano con la diagnosi fatta su GLASS, per cui sicuramente sappiamo che è uno strumento di supporto, sappiamo che può darci una grossa mano, ma bisogna capire se le sfide che noi ci troveremo ad affrontare saranno più o meno complicate rispetto agli anni scorsi. Questo sicuramente ce lo dirà solo il tempo. L'unica cosa certa è che bisogna farsi trovare preparati con formazione, informazione, ma anche con una corretta comunicazione al cittadino di quello che è lo strumento dell'intelligenza artificiale. Motivo per cui nell'ambito della formazione sono fondamentali delle giornate come questa e come altre che sicuramente ci saranno per affrontare e comprendere meglio e utilizzare al meglio questa importantissima risorsa ed è bene che sia così. Vi ringrazio.